al Presidente dell'ANPI, saluto il Presidente del Partigiani Usoppo, il signor Sindaco, il Sindaco di Cavazzo, gli altri amministratori, sono insieme al Consigliere regionale Onsel. Insieme a lui portiamo il saluto del Consiglio regionale a questa manifestazione che pur nella sua semplicità richiama quelli che sono i valori ai quali la nostra democrazia si deve aggrappare con tenacia, con riconoscenza e con spirito morale che deve trovare origine da quello sul quale hanno trovato origine questi martiri che sono stati fucilati per la libertà. Io mi chiedo sempre qual è il ragionamento, qual è la riflessione, qual è il pensiero che ha fatto sì che giovanissimi, alcuni non avevano neanche 20 anni, io ho conosciuto bene la famiglia di Antonio Fritz, che era uno di quelli che tra l'altro anche lui è stato giovanissimo fucilato come partigiano. E la domanda è dove trovavano in qualche modo quell'ispirazione, quella forza morale per svolgere azioni che erano azioni quasi sempre destinate a esiti negativi, contro eserciti strutturati, contro un'ideologia che aveva pervaso la massa, contro qualcosa che era più grande di loro nella loro giovane età. E allora ecco, la riflessione è sempre nell'alto valore morale insito. L'uomo nasce libero, a prescindere dalla cultura, dalla tradizione, da quelli che sono i riferimenti della sua famiglia intorno, ma dentro l'uomo esiste, se lo riusciamo a coltivare, se lo sentiamo, se lo ascoltiamo, un impeto verso la libertà, contro quella che è la sopraffazione dell'uomo sull'uomo, contro l'orrore della dittatura, contro quello che percepiamo come qualcosa di non giusto, di una giustizia violata, di una giustizia che in qualche modo fa sì che noi ci sentiamo repressi, che ci sentiamo in qualche modo limitati. È dentro di noi, è dentro di loro, lo sentivano. Poi bisogna avere il coraggio di tirarlo fuori quando si sa che difendere questi valori vuol dire rischiare la vita. E molti su questo si tirano indietro, girano la faccia dall'altra parte, lo sentono che c'è quell'anelito di libertà, che c'è la sopraffazione, ma non hanno il coraggio di mettere a esempio per gli altri la propria vita a difesa di questi che sono valori straordinari, valori umani, sono valori generali, universali. E allora noi dobbiamo guardare con ringraziamento, con fiducia, cioè dobbiamo a loro dire un grazie profondo perché hanno esaltato questi valori umani, persone che hanno saputo scegliere, come dire, sulla difesa dei valori generali, mettere lì la propria vita e sentirlo come un dovere morale nei confronti della comunità che li stava a guardare, sapere di diventare esempio ed esemplarmente essere in qualche modo, richiamare coloro che giravano la faccia dall'altra parte a quei valori. Guardate che qui c'è la libertà, qui noi testimoniamo con la vita questa libertà e voi che girate la testa dall'altra parte vi richiamiamo a quelli che sono i valori dell'umanità. Questo hanno fatto questi giovani, hanno rischiato ed è un dovere morale, un imperativo categorico per noi non dimenticarli, essere qui per dire che quel gesto esemplare che loro hanno fatto noi l'abbiamo capito. E pur se alcuni di noi magari non hanno il coraggio di mettere fino in fondo sui valori generali la propria vita, oggi non ci viene chiesto il sacrificio, ma ci viene chiesto il sacrificio, oltre che di ricordarli, di far sì che per quello che loro hanno sacrificato noi siamo quantomeno, cerchiamo di far sì che quel sacrificio sia degno di una comunità civile che rappresentiamo. E quindi il Consiglio regionale è qui a testimoniare questo, a raccogliere questo invito e a in qualche modo portarlo avanti, perché quello che loro avrebbero voluto è quello che loro si meritano.